Tidrime, anticipazione episodio 100. Sanem fugge da Jeanne e si perde in montagna. In montagna Sanem, rimasta sola nella casetta, cerca di escogitare qualcosa per aprire la porta e riuscire a fuggire. Ci riesce e se ne va in motoslitta mentre Jeanne ritorna con della legna. Ma poco dopo il mezzo si ferma e Sanem si ritrova dispersa in alta montagna. Jeanne la cerca mentre lei continua a urlare, temendo addirittura di morire lì. Finalmente Jeanne la ritrova, lei ne è felicissima e lo abbraccia, poi si mettono in cammino per ritornare nella casetta. Nel frattempo Jeanne trova dei frutti di bosco per Sanem e la invita ad assaggiarli. Le dice anche che devono stare calmi e risparmiare energia, visto che non sanno quanto tempo dovranno camminare. Intanto Leila va da Jan e si congratula con lei Gege. Le dice che probabilmente sarà più veloce a sposarsi, ma Osman la contraddice, affermando che si sposeranno prima loro. Poi a Jan chiede dove si trovi Sanem e Leila le racconta la storia del rapimento e aggiunge di non sapere dove Jan abbia portato la sorella. Jan e Sanem intanto si trovano dispersi in montagna mentre scende la sera. La ragazza ha paura e anche molto freddo e i due trovano un piccolo rifugio dove trascorrere la notte. Jeanne cerca di riscaldarle le mani, poi i due si siedono e cominciano a parlare. Sanem dice a Jeanne che il vero amore una volta vissuto non torna, anche se non finisce mai, ma aggiunge che lui non conosce quel tipo di amore. Poi Sanem si sdraia sul letto, dicendogli di svegliarla quando sarebbe arrivato il suo turno. Jeanne la copre, rimanendo però a dormire sulla sedia accanto. L'indomani, quando si sveglia, Sanem pare inizialmente essere sola, ma in realtà Jeanne le ha rimediato la colazione. Jeanne e Sanem si rimettono in cammino, i due parlano tra loro e Sanem dice ancora a Jeanne che non conosce il vero amore. I due trovano un posto con delle slitte e ottengono di poterle usare. Partono, ma poi si scontrano e si ritrovano di nuovo abbracciati sulla neve. Poco dopo però l'uomo delle slitte le avverte che stanno per chiudere e così l'idillio è svanito, anche se entrambi sembrano aver sciolto un po' la tensione. Jeanne e Sanem arrivano in una stazione sciistica, entrambi sono molto contenti per l'ottima atmosfera e sembrano riavvicinarsi. Vengono però interrotti dalla telefonata di Pauline, che lei le fa in presenza di Yuma. Pauline, gelosa, fa presente a Jeanne che dovrebbe comportarsi da adulto e parlare con Sanem in una caffetteria. Poi gli chiede quando tornerà per portare a termine il suo libro, ma lui dice che non sa quando tornerà. Pauline gli chiede quando andranno nei Balcani e lui finge che la linea se ne stia andando perché sta entrando in un tunnel. Contemporaneamente anche Jit telefona a Sanem e la invita ad andare con lui in una fiera. Chiusa la telefonata, Sanem racconta la cosa a Jeanne, poi gli chiede cosa voglia Pauline. È preoccupata che ci sia qualche problema a Istanbul, ma Jeanne la rassicura. Intanto Pauline continua a parlare con Yuma, che poi chiama Emirre fingendosi ammalata. Gli chiede di non dirla a Jeanne, ma mentre Sanem si mostra ancora irritata per le ingerenze di Pauline e tira fuori nuovamente la storia dei Balcani, Emirre chiama il fratello per avvertirlo. Così Jeanne decide di tornare a casa. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!